Dunque, a ufficialità, quando abbiamo domandato in usundame quali sarebbero quali sarebbero le lingue che ci sarebbe a parlare alla bene in Corsica, c'è 90% che ci dice le corse e le français, 3% solo il corso e 7% solo il francese. Dunque, di usegno che c'è un'evoluzione di mentalità a questo punto e un'evoluzione che si è potuta misurare all'Assemblea di Corsica di noi. Dunque, a ufficialità che sarà? A ufficialità di un patto repubblicano di libertà, l'ugualità e la fraternità. Perché? Perché lascia la libertà di l'uso di l'una o dell'altra lingua al paesano, al cittadino, c'è una libertà, non c'è nessuna obbligazione quando andate all'impositi per domandare in corso in francese. Di noi l'ugualità perché crea le condizioni di l'ugualità tra le lingue in vita pubblica. Non vuol mica dire che la pratica di due lingue sarà pari. Non vuol mica dire che il volume di espressione in corso in francese sarà pari, ma dell'ugualità in uno spazio pubblico. E poi pensiamo che di noi un atto di fraternità, posto che può promuovere l'integrazione socioculturale di tutti, quelli che vogliono essere qui, e noi stiamo dicendo che c'era una brama di lingua forte per l'insieme della popolazione e così forte per quelli che sono forestieri, che sono giunti in Corsica 4, 10, 20 anni fa, per comprendere il tempo, c'è questa brama di lingua che è importante. Mi ho domandato mica l'origine, ma di poi quando erano in Corsica, e mi ho visto che c'era questa brama di lingua, poi impreme il tempo che hanno passato in Corsica. Dunque non è mica un atto di discriminazione a ufficialità, al contrario, è un mezzo per sviluppare questa integrazione. A ufficialità è di noi un quadro volontarista, un quadro giuridico volontarista al servizio di politiche linguistiche per stabilire dunque principi di equità e mica forse sempre di ugualità tra le lingue. Dunque ci devono essere dunque diritti linguistici e di opportunità, cioè crea le condizioni dell'opportunità dell'uso, che è più difficile, perché può dire di maniera assai teorica che due lingue sono pari, ma dopo se cioè sostenere l'opportunità e quindi forse è più difficile di dare l'occasione di dare visibilità alla lingua, quindi è forse l'indiogo maggiore. Da di noi 2 R per l'istituzione, vuol dire che domani l'università avrebbe da pubblicare tutti i documenti pubblici bislingui, in corso in francese, la stessa per l'altra istituzione dell'isola. Possiamo rimarcare che è già qualcosa di possibile, che è possibile. È un diritto già per l'istituzione di pubblicare per l'università, di fare sito internet in cinese, in inglese, in corso di noi, non è mica vata, ma si può fare. Domani qua ufficialità sarebbe un dovere, sarebbe dunque un'obbligazione per l'istituzione, ma mica per i paesani, dunque sono l'istituzione che hanno i doveri. E poi sono di noi mezzi, dunque l'ufficialità sono diritti per i locutori, doveri per l'istituzione e poi mezzi per l'istituzione di noi, dunque di maniera può traduggere, può formare i suoi personali, ne parlerà di appena più tardi. Dunque vede che di un'evoluzione sociale assai importante, dunque, mica solo per l'insegnamento, dunque qualcosa che può toccare tutti i settori, e dunque un metodo che molto stabilisce è diverso dalla realtà sociolinguistica, per questo che abbiamo fatto questa inchiesta, non si può mica dichiarare da un giorno in un domani, l'insieme della popolazione sarà bislingua, ma cioè, ponesi piuttosto la questione, ma come va perché la voce bislingua, chi produce, chi progetto potremmo seguire, e dunque obiettivo, ciò che abbiamo sempre in capo di concertazione, per questo che parecchie riunioni sono state organizzate con i sindicati, i responsabili dei media, di maniera a fare che questo nella ufficialità fosse il più consensuale possibile. In Catalogna hanno sempre ricercato consensus nella lingua, è difficile a trovare, è difficile, ma è la sola maniera di avanzare. Dunque per questo che abbiamo provato a fare queste pianificazioni di noi nella 10-20 anni, di maniera assicurata di noi una persona, non ha ingaggiamento, perché qualche sia che aveva un sforzo importante per imparare il corso, se domani non era più nessuna utilità, se la politica da cambiare da qui a 2 anni, forse dunque ce la dà una certa lisibilità alla situazione di nuova politica linguistica. Dunque l'idea di sviluppare questa concertazione di maniera a costruire insieme e pianificazione dell'insieme di domini, a mettere dopo in ballo queste pianificazioni, dunque andare a impegnarsi in dell'azione e poi a valutare queste politiche che sono fatte
stazione l'uso della lingua. Allora, gufigiaida di un'efficacità dimostrata. Allora, abbiamo fatto un giro di Paese Basco di novembre prima di per accompagnare gli studenti che hanno vinto il premio Linguazione, di era un premio per vincere, dunque per aiutarli, per dargli l'idea di creare imprese nella lingua corsa. Dunque quelli che hanno vinto sono venuti in Paese Basco una settimana con le letti di collettività territoriali e con i blocchi di amministrativi di collettività. Dunque il Paese Basco è un bel esempio, è un più bel esempio di efficacità della politica di ufficialità, perché il Paese Basco c'è una lingua, c'è due paesi, Francia e Spagna, c'è tre amministrazioni differenti, dunque avete quella al nord in Francia, quella al sud a comunità autonoma e poi a Navarra. Dunque in Paese Basco c'è due regioni diverse, due grandi regioni. E dunque hanno fatto analisi di più di 20 anni, aveva la 5ª inchiesta che è stata pubblicata di luglio 2012 e Ivan, qui era il direttore, Ivan Igartua, dit en analysant globalement les données, on peut affirmer que le bilinguisme progresse dans la communauté autonome basque et en Navarre, fortement dans la communauté autonome, plus faiblement mais dans la continuité en Navarre. Par contre, au Pays Basque Nord, il y a encore perte. Donc c'è una grande correlazione tra lo statuto e la pratica e la trasmissione. Donc al Paese Basco Nord non c'è nessun statuto per il Basco, ci sono soprattutto assoggi assai importanti, ma vede che i risultati sono limitati. In una comunità autonoma di qui hanno uno statuto più alto e poi in Navarra qui c'è di una situazione particolare, c'è 3 statuti differenti secondo i luoghi, perché ci sono certi luoghi dove il Basco non è mica parlato e certi luoghi dove il Basco vede qui qua su questa carta di una carta di Louis Bonaparte di 1852 mi pare, e lui si era avviato di passione per la lingua basca. E qua su avete l'insieme di un paese basco, l'insieme nord, sud, Navarra, comunità autonoma. In colore avete solo i luoghi dove si parlava basco. Avrete droit, andate nella Wikipedia, guarderete. E in delle città, Pamplona, Bilbao, in delle più grandi città basche, non si parlava più basco 150 anni fa. E bien ora si parla più che, e finalmente aperta più colorita di aperta francese, di la Bourg, la Soule e la Basse Navarra. Sono tre regioni francesi e appena comunità autonoma. Dunque non c'è mica a pensare che le altre lingue, il catalano, il basco, erano lingue assai più parlate. Guardate questi cifri qui, non sta a sua inchiesta. Dunque, guardate, non posso mica vai segni, ma donc avete i cifri secondo le 3 comunità, donc comunità autonoma, Navarra, Paese Basco Nord. Guardate a Gulona di più vecchi, i più anziani, più di 65 anni, ci siete. Dunque, guardate Pays Basque Nord, bilingue, 30%. Dunque, i più anziani in Paese Basco Nord, in Francia, dunque, sono 30% a parlare basco. Se voi guardate in Navarra, sono solo 9%. E in una comunità autonoma basca 23%. Dunque c'era una pratica in uso assai più poca, 60 anni fa della lingua. Invece, se voi guardate i più giovani, i 16-24 anni, dunque tutto a dritta, abbiamo a comunità autonoma, sono 60% a essere bislingui, in de noi, avete visto i cifri prima, sono 20%, a dichiararsi bislingui. Dunque in Navarra sono 20%, e in Paese Basco Nord 17,6. Dunque vedete come la situazione è stata rinversata secondo dunque lo statuto in 30 anni. Allora, non so mica, manco in comunità autonoma, 100% di locutori di baschi, anche pure in dei giovani, non ci sono mica 100%. Ma guardate l'evoluzione, sono passati da 23, 22, 29, 44 o 59. Dunque l'evoluzione è assai importante. Allora, ne veniamo a un metodo. Allora, non è questione che so, allora, per ora, queste questioni tecniche non sono anche sciolte, sono sempre individuati all'assemblea di Corsica e poi in delle commissioni che sono state installate. Allora, una delle proposte che è stata fatta ai indicati di l'educazione è la messa a disposizione di personali. Dunque l'idea, forse sono appena lungo, no?
siamo non tagine, tu che a vine. Ci sono parecchi problemi che sono stati messi in risalto dai sindicati. Prima era la datazione di programmi. Hanno detto, ma qui allora mi ha parlato di competenze, di idee di corsi, non aveva meno competenze. Dunque, in questa idea, dunque, la dieta, teniamo le stesse competenze, di maniera che le competenze non sono mica nazionali, sono internazionali, ci sono dei pochi standard. Se Bobbiade, per esempio, a Francia, è stata valutata per le competenze in lettura di CM2, 27esima da Bologna. Donc ci sono standard internazionali, non ci vuole mica franca. Donc l'idea è di dare questi standard internazionali, ma dare contenuti adattati alla nostra situazione. L'altro punto importante è dire a messa a disposizione di personali, perché ha l'attività territoriale, ha competenze infatti di educazione, ma di maniera a veramente a tenere l'azione in questo punto, cioè formare i personali. E la formazione, l'attività territoriale non la può mica sviluppare, posto che non sono mica personali di sua funzione pubblica. Dunque l'idea di dire, ci sono i personali a tutti che sono stati messi a disposizione, che sono stati trasferiti già alle regioni, dunque perché mica i professori. Donc, c'est fatta già in Kanaki, in Nuova Caledonia. Donc, oramai l'insieme di professori sono messi a disposizione di 8 genitori di voi un anno, di seconda annata, la seconda rientrata che si dava di veraggio, quella di veraggio, per i professori. Donc, perché? Perché l'educazione è un fondamento di riconquista linguistica. Tutto ha da passare prima, guardate i cifre di base vasco, prima per la scuola e poi dopo in degli altri settori di vita pubblica. E poi c'è un'evoluzione di bisogni di competenze per essere maestro. Ci sono i dauleli informatici, numerizzati per esempio, ci sono altre competenze da idee, anche a livello di altre lingue, dunque questo referenziale di competenze si muove e forse è più adattato di noi a tempo ai mosse mondiali e poi ai bisogni locali. C'è di noi questo bisogno di essere legato a formazione di personale di educazione, non c'è più formazione continua, c'è in tutti i domini, ma il paradosso è che l'educazione nazionale, che è responsabile della formazione, di idee, non dà più formazione ai suoi personali. Donc l'idea di noi di ribiare a mano non da questo punto di vista e poi di mettere in ballo di più valutazione non da competenze di professori, di sviluppare una vera gestione di risorse umane nel quadro dell'educazione. C'è di noi per la collettività territoriale un obbligo di verificare l'uso che è fatto di fondi pubblici, di soldi pubblici, di maniera a verificare forse ciò che si può fare in un quadro di educazione, dei mezzi che sono dati, l'uso che è fatto di libri pubblicati di noi, e poi il bisogno in Corsica più che in Astro di dare una risorsa competente, perché ieri c'erano l'assise di formazione che all'Anfilandria ieri dopo mezzogiorno, quando in Corsica avevamo un livello di diplomati più debole di Francia, un livello di descolarizzazione più forte. Dunque ci sono pochi indicatori a livello di risultati di educazione che ci pongono da un pensiero e dunque c'è un vero bisogno di agire. Allora, non passerà di appena in furia qui, non è questione di un movimento di funzionari e forse domani dunque se noi domandiamo ai professori ad altri di avere queste competenze in corso, dunque ci sarebbe a giungere a un livello B2 o C1. Allora sono i standard anche europei, donc ci ultimo. Dunque per giungere a un livello C1, per quel che sia chi principierebbe, per un principiante, cioè conta 750 ore, più o meno. Dopo si bende di persone, certo non parlano più fuori le dastre, sono più agiati per lingue o mica, ma credo una media, dunque 750 ore. E dunque, oggi in Francia c'è già un bisogno di avere un livello B2 in una lingua forestiera per essere un professore di scuole, dunque pensiamo che non c'è mica una discriminazione a domandare ai personali di funzione pubblica di avere un livello B2 o C1, posto che è una competenza già domandata per i professori, ma anche per altri posti dell'amministrazione di conoscere un'altra lingua. Ma vedrete in due neolUN, dunque abbiamo un corso che ha 26.000 funzionari, l'idea è di fare una progettazione di sapere quando avremo l'insieme di funzione pubblica bistingua. Allora è difficile di rispondere. Già perché non sappiamo mica, dunque sappiamo che c'è 26.000 funzionari, più o meno in Corsica,
ma non abbiamo mica un stato preciso di queste competenze, non è mai stata fatta. Ma se noi abbiamo una piccola simulazione così, dicendo, c'è a metà di questi funzionari che da parte è ritirata, hanno più di 30 anni, da qui a 30 anni, quando la nostra visione di ufficialità di Wissinguisimo sarà fatta, io andrei, si mica dopo, si troppo anziani, un'epoca qui sono troppo anziani, dunque, ma tocca quelli che hanno più di 30 anni, quelli forse, perché le risorse di noi sono poche, dunque, tenendo questa visione a 30 anni, tenendo conto che abbiamo solo per formare 30 professori di corso, quelli che sono tesi terra, dunque, ma giocano a quelli, e se noi abbiamo di noi l'ipotesi che tutti quelli che entrano saranno bislingui di già, dunque tutti quelli a 100%, non ci siamo manco con l'educazione nazionale, dunque di una visione assai ottimista, e dunque avremo bisogno in dell'educazione nazionale di 22 anni e di 80 rimpiazzanti, se un professore è capace di formare 20 maestri in un anno, in 650 ore, di insegnamento, dunque di un tempo di insegnamento di un professore, ne può formare 20. Se noi abbiamo, ne può portare 20 a un livello B2 o C1, secondo livello, e intanto avremo bisogno di 22 anni. In dell'amministrazione, qui è anche più difficile, dunque c'è, allora, un livello di rinnovo di funzione pubblica è difficile da conoscere, ci sono anni dove ci sono di più partenze ritirate, altri dove ci sono meno posti, è difficile, ma possiamo fare una simulazione a 650 funzionari all'anno, forse appena di meno, perché qui ci sono restrizioni budgetarie. Finalmente la crisi ha aiutato lo sviluppo della lingua, a rendere più facile l'insegnamento di formazione di funzionari. Dunque, tanto avremo bisogno di 28 anni. Se noi abbiamo a metà di funzionari che hanno meno di 30 anni, se noi li abbiamo in formazione un giorno 92, non un anno. Dunque, a metà di un tempo, tanto giungiamo a 650 ore e li potremo formare in 30 anni. Dunque, quelli che hanno 30 anni ora saranno un'epoca di questi qui, saranno formati quando avranno 60 anni di vita. Voilà. All'uscio di appartenenza ritirata. Vede che è un processo assai lungo perché l'ufficialità deve tenere conto di queste risorse. E di noi appena di oggi. Per questo che giungiamo appena qui a Vine, dunque ai limiti e alle condizioni di ufficialità che prima il fondamento di Abramo di parlare, dunque di avere rappresentazioni positive e dinamiche della lingua, che è a principio, la motivazione della popolazione, sappiamo mica perché ci sono ingaggiamenti personali, individuali, finanziari a piano di collettività, per realizzare l'insieme di stazioni. Si tratta di costruire quadri competenze nuove e poi una società di nuova con un impegno forte. Attenti, mica solo di istituzioni pubbliche. Forse il problema a questi pochi tempi è che l'insieme di attori pensano che sono le istituzioni, a quando l'università, a quando l'educazione nazionale, a quando la collettività territoriale, che hanno portato il progetto sia non la lingua o non la questione sociale. Pensiamo che manco non la lingua abbiamo bisogno di un impegno di tutti, a tutti i livelli associativi, a livello di creazione di imprese, e dunque di maniera a Vine avere un'offerta d'opportunità di pratica della lingua in tutti i domini. Voilà dunque appena questa presentazione. Voilà, ora potete parlare quantunque.